Ho fatto un calcolo, i 120 milioni della pista da bob potevano essere spesi per garantire la fibra ottica per tutta la montagna veneta e quindi garantire un futuro di tipo diverso e delle opportunità diverse per questo territorio. La scelta del futuro per la montagna dipende dalle scelte di oggi, chiaramente. Un altro tecnico per coprire una delega di giunta specifica, quella alla montagna, ai piccoli centri e alle cinture urbane. Dopo l'indicazione del dottor Mimmo Risica alla sanità, il candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione Giovanni Manildo per l'assessorato dedicato ai territori fragili e isolati punta sul professor Mauro Varotto, vicentino d'adozione, docente di geografia all'Università di Padova, autore di libri e promotore di progetti scientifici, coordinatore del gruppo nazionale Terre Alte del Club Alpino Italiano. È una persona che ha una grande competenza di studi, ma anche una grande competenza di vissuto per cercare insieme di cucire questi territori e, ripartendo dalla loro vera identità, creare sviluppo. Territori dimenticati che Manildo vuole mettere tra le priorità del futuro governo veneto. La prospettiva per il futuro, ce lo dicono tutte le ricerche scientifiche, è quella di un ripopolamento della montagna anche legata ai cambiamenti climatici. Dobbiamo orientare questa prospettiva con una garanzia di servizi, una garanzia di connessione. La montagna non è un territorio necessariamente meno fortunato degli altri, è un territorio che ha delle opportunità diverse e la differenza la fa veramente l'organizzazione politica e la capacità di orientare le regole economiche in funzione proprio dei servizi e delle attività che in montagna possono avere un grande valore. Con questo ho finito i tecnici esterni, poi abbiamo sicuramente altre persone validissime, soprattutto donne della nostra coalizione, che faranno parte della squadra. Ho già in mente l'architrave, ho già in mente qualche idea. Sarà sicuramente una squadra attenta e pronta per le sfide del nostro Veneto.